Siamo al Redentore del Monte Ortobene, a Nuoro. Che alle tue spalle ci vediamo E Nuoro, questo è il panorama di Nuoro. circa quanti metri d'altezza? 800-900 metri sopra il livello del mare. Penso di sì. Signora? Stefania, Piacere. Siamo venuti in questo meraviglioso posto che adesso lei, se ha la cortesia di spiegarci un po' e raccontarci la storia, perché è veramente è un posto completamente naturale, nel senso che sì, ora vederla così è una casa, però la particolarità è che è ha forse a tutti gli effetti una caverna, quindi una roccia vuota, cava, dove all'interno, diciamo così, abbiamo recuperato una sorta di abitazione, ecco. Come vi è venuta in mente questa idea subito? Allora, noi di adesso, io e mio marito l'abbiamo trovata già, ne abbiamo usufruito e basta, nel senso che l'idea è venuta a mio suocero con altri pastori a suo tempo, e lui ci raccontava che anticamente la roccia veniva usata solo come ricovero per gli animali stessi. Qua erano tutti pastori, e quindi nelle notti più come dire, più rigide, più fredde, la usavano appunto come ricovero per gli animali. Poi dopo, le parlo di anni 50 più o meno, è stata chiusa e quindi usata invece proprio per i pastori stessi, ecco. E niente, poi insomma piano piano certo che qui di i pastori sono andati via. pietre non ve ne mancano, sono no, belle assolutamente. Caratteristiche, ma ci sarà stata all'epoca il granito la fa da padrona. Allora diciamo che rocce così ce n'è tante, qua è tutto comunque infatti, un rocciaio sia giù verso Nuoro che da questa parte, proprio la parte opposta, però così vuote ce ne sono anche altre in zona, soltanto non sono così accessibili anche sulla strada, perché questo appunto il caso ha voluto che sia appunto dove poi effettivamente hanno fatto dopo la strada, e invece le altre magari sono vuote cave in altezza piuttosto che in profondità, e quindi non sono abitabili, certo, anche perché arrivarci magari non è appunto comodo come invece per questa. Dove ci troviamo? Siamo sul Monte Ortobene, Sardegna. assolutamente in Sardegna, qui è località Sedda Ortai si chiama, qui siamo sui 700 metri. Quasi 700 metri, la cima del monte dove si trova la statua del Redentore arriviamo a 900 e passa, sì. E quindi sono insomma pochi chilometri. Infatti siamo andati prima a vedere il Redentore. Avete visto? Sì. Sì. È il nostro punto. Vedere le immagini dal drone dall'alto, come si vede, non c'è solo questa pietra, ma no, tantissime, sì. C'è anche un bel giardino con dei fiori. Diciamo che anche a creare un po' di verde. Alla fine sì, anche perché allora siamo in alto, quindi comunque d'inverno fa freddo, e quindi non è che, però l'estate dai alla fine ci permette anche di stare qua, e quindi il posto quando è vivibile estate e inverno, dai, e poi i fiori. Avete qualche sorgente d'acqua? Sì, non abbiamo l'acqua corrente ad esempio, l'acqua è soltanto quella della fonte, sì. E quindi l'unica cosa è l'energia elettrica, che quella c'è, no, l'energia electrica sì, e quindi insomma, però alla fine le comodità ci sono. Il raffreddamento con l'energia elettrica vi potete anche allora dentro la temperatura dentro la roccia è più o meno sempre costante, quindi d'estate anzi a volte mangiamo fuori perché mangiare dentro proprio fa freddo. C'è il camino, quindi comunque Le specialità di questo posto? le specialità nostre tipiche, che alla fine sono quelle della Sardegna. Naturalmente in Sardegna c'è anche il pesce, noi qua pesce siamo in montagna, quindi assolutamente. Noi prepariamo ravioli, prepariamo, cosa ne so, i malloreddos, naturalmente la carne che possiamo, noi abbiamo le capre e quindi abbiamo tradizionale della Sardegna, assolutamente sì. E poi però vabbè, la cucina sarda è
tanto. Quelli sono gli astrini, quindi magari non siamo, noi li cuciniamo, che però non sono prettamente nostri, ecco. Però cosa ne so, il capretto, il porcetto, la capra poi o la pecora, si possono fare in mille modi, quindi in umido, si può fare arrosto, si può fare bollito. Abbiamo delle capre e qualche pecora. E quindi insomma giusto un po'. Sì, l'orto che naturalmente è un po' a rilento, ecco l'orto bene, un po' a rilento perché ripeto le temperature comunque non è come magari giù a valle che tutto fa più frutta, e invece qua è un po' più lenta la produzione. Chi viene dal continente, se vuole venirti a trovare, cosa deve fare? Quando arriva a Olbia o a Cagliari ad esempio, da Olbia? Da Olbia deve arrivare verso Nuoro, perché l'unica strada accessibile verso Nuoro, sia che si arrivi dalla provinciale, quindi da Marreri, sia che invece si arrivi direttamente dalla 131, quindi nella zona industriale, diciamo così, l'altro ingresso è quello, e cercare il Monte Ortobene. La strada per il Monte Ortobene poi è una sola. Nuoro, e poi c'è la strada per dire. Qualsiasi ingresso di Nuoro, nei due ingressi ci sono le indicazioni per il Monte Ortobene, sì. Ed è un'unica strada che attraversa il monte, quindi qua è tappa obbligata, sì, assolutamente. Il menù di oggi, allora, vabbè, questi sono gli antipasti per adesso, e quindi abbiamo la ricotta di capra, abbiamo un po' di fritellini di zucchine, il nostro formaggio. Scusa un attimo. Sì, poi? Dicevo le fritelline, il formaggio, anche questo formaggio di capra, è fresco ancora, formaggio di un paio di mesi. La salsiccia invece, la pancetta, e cos'altro? A chilometro zero, anzi proprio a metri zero. E poi la lingua, queste sono le conserve che naturalmente durante l'anno sì, prepariamo, e poi abbiamo anche del miele? In estate. Sì, il miele lo usiamo per accompagnare la ricotta. Ovviamente tutta roba proprio che... Tutto prodotto assolutamente qua, sì. Allora, buon appetito agli ospiti e anche voi. Buon appetito. Grazie. Stefania. Ravioli di ricotta, vi servo io? Sì, brava. Serviamo. No, ma ci serviamo noi. No, lascia che faccia lei. Perché Che la vedi, vero? Come sono fatti i ravioli? I ravioli sono fatti da me, il ripieno è di ricotta con bietole, e la pasta è semplicemente farina, acqua, uova e sale, giustamente. Buon appetito. Solo quelli? Si sente il profumo. Grazie. Che talisciale. Era uno che stava raccontando, stava cucinando un maialetto, che stava girando, no? E questo stava raccontando la storia, no? E alla fine era come che era lì questo, no? Che stava guardando, Gli stava scendendo. era quasi finto di cicocciolava, e alla fine gli ha detto talisale! Il formaggio, che formaggio è? Il formaggio è un caprino leggermente più stagionato da poter grattugiare. E il sugo invece ha carne di cinghiale. Buono, vediamo. Tutto buono, complimenti. Ok. Complimenti alla cocca. Ecco, a voi, ve li lascio qua. Grazie Stefania. Perché se volete fare il bis sono a disposizione. Grazie mille. Cosa ci porti Stefania? Qua per secondo agnello. Agnello in umido, così non c'è troppo da rosicchiare. Mamma mia. Quante cose. Che profumo. Ve l'ho diviso così, Sì, insomma. grazie. Ok. Che profumo che fa. Prego. Allora ci hai portato un'altra portata Sì, di il secondo agnello. agnello in umido. È cucinato con, si fa un soffritto di carota, sedano e cipolla, poi si fa cucinare a fuoco lento e a fine cottura si aggiunge un pochino di vino bianco. Si fa sfumare ed è pronto. E noi lo stiamo sfumando. E poi vedete se è andata a buon fine la cosa. Grazie.